Secondo il consigliere Daniele Stecco del Movimento 5 Stelle, il comunicato rilasciato dal consigliere Mantovan per giustificare le accuse fatte a Veritas durante il consiglio comunale dell'altra sera sono della serie peggio il taccon del Buso. Per vari motivi, in primis, sottolinea il consigliere pentastellato, dimostra la mancata conoscenza dell'esistenza nel comune di Chioggia di un ufficio delle società partecipate dove vengono svolte tutte le attività di controllo delle società in house. In Veritas, tra l'altro, prosegue Stecco, sono attivi diversi comitati di controllo presidiati dal sindaco e assessore, in cui vengono decisi congiuntamente tutti i piani industriali e gli investimenti da effettuare. Secondo Stecco, il consigliere di Chioggia protagonista sbaglia affermando che il comune di Chioggia accetta passivamente le scelte di Veritas. Stecco ha ricordato che da assessore nella giunta Ferro, quando partecipava ai comitati, era costantemente informato e in grado di dare direttive, riuscendo a evitare nei 5 anni di mandato aumenti della Tari. Ma mentre il Movimento 5 Stelle, afferma Stecco, nei vari CDA aveva inserito persone competenti, indipendentemente dal colore politico, come ammesso dallo stesso Brunetto, il sindaco Armelao ha invece scelto le sue figure per logiche di partito e non per competenze, e conclude affermando che spiace che con questa amministrazione si sia tornati alla spartizione delle poltrone senza valutare capacità e competenze. Oltre al commento del consigliere Stecco, sul noto social abbiamo trovato un commento di Fratelli d'Italia che dichiara pesantissima la dichiarazione di Mantovan, affermando che meriterebbe un chiarimento immediato da parte del sindaco. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.